grazie. No, adesso vi dovete zuccare anche questa. Ah, ma a noi fa solo piacere. No, solo questa perché fa parte di quell'album. Non so se ne ho parlato prima. No, non ce ne ha parlato prima. È un album sulla canzone umoristica. Vogliamo estrapolare un altro pezzettino? Certamente. Piccolo. Questa canzone si intitola L'appartamento. Ah? Prego. Okay. Prego. Okay. Io sono capitato in un appartamento che tiene muri e carta al posto del cemento. Pensate poi che guai si può passare, è quello che vi tocchi supportare. C'è sta chi tiene una gatta che fa nulla mente, chi tiene una radio notte col volume a 100, per non parlare poi di quello là caccio strumento e si mette a suonare la tromba di giorno, la tromba di sera, la tromba a mattina e verso le 3, la tromba alle 9 e pure si chioda, ma insomma un buon finito che ti ha fermato, o no? La tromba squillante, la tromba in cucina, la tromba in cucina che sta a fianco a me, la tromba in salotto e 6 a mezzanotte, ma insomma tu hai deciso a scassare, se hai bisogno di sfugare, parapapà, non lo dica, non lo fa, parapapà, dammo tempo in un caffè, perlomeno dai un po' che pace a me. La tromba di nuovo, ma attacca il capo, io sento sta capa che va a cagliare, la tromba a martello mi spacca il cervello, ma insomma o vuoi capire di affermare, no? E non è mica male questo appartamento che tiene muri e carta al posto del cemento. Dice mia moglie non capisco se lo dice per mi fare rispetto a me, ma il dubbio mi scompare proprio immantinente quando trasendo un giorno nell'appartamento mi trovo e faccia proprio a quello là, veda mia moglie e a tromba sul sofà, e a tromba sul sofà. Signori, Vittorio Marsiglia. Bravissimo. Veramente complimenti, grazie. Grazie. Un grande Vittorio Marsiglia.